Mister, era un clima veramente allucinante, veramente allucinante. Non aggiungo altro a quello che stai dicendo. È stato un clima un po' anche preparato, no? Sin dall'inizio per questa partita, forse anche un po' architettato ad arte. Io sono un allenatore di calcio e parlo di calcio, tutto il resto non è che mi interessa molto, se non un po' di dispiacere. Senti mister, una domanda. Siamo stato... Siamo stati in partita fino alla fine del primo tempo, poi nella seconda non siamo veramente esistiti. No, che siamo usciti, ce la stavamo giocando ancora, tanto è vero che abbiamo preso gol su una ripartenza loro, poi una volta fatto gol loro sono stati bravissimi a gestire il tempo che mancava, difatti si è giocato poco. Sono rimasto un po' deluso da questo secondo tempo, noi ci aspettavamo una reazione col cuore, insomma, ci aspettavamo di più. Ma la reazione, tutti ci aspettavamo sempre di più, però è importante che quello che è stato dato era il massimo, se quello che è stato dato è stato il massimo non possiamo recriminare. Senti mister, fosse per te da cosa ripartiresti? Ma quando succedono queste cose qua bisogna riflettere un attimino, sono sempre le società che decidono il percorso che bisogna fare. Fosse per te Vavassori ha un futuro a Verona? No, non è questione del mio futuro a Verona, solo che noi siamo dei dipendenti, veniamo scelti dalle società, poi possiamo accettare o meno l'incarico, però aspetta sempre dalle società. Certo, ma era per capire se c'era qualcosa da cui ripartire, ecco, questo volevo chiederti. Da ripartire, cioè che se 3 anni erano troppo di C, il 4 anno ancora di più.